Durante i viaggi che la Marmora fece tutta la Sardegna, lui ha raccontato in questo libro Itinerario dell'isola di Sardegna, ha raccontato un po' tutto il suo percorso, le sue difficoltà, le sue scoperte, eccetera, e l'ha inframmezzato di aneddoti. Dice: nella primavera del 1823 passai per Ala dei Sardi, arrivando da Olbia per andare l'indomani a Nuoro. Allora viaggiavo con un ordine del viceré, indirizzato alle autorità comunali dell'isola per farmi dare, a pagamento si intende, dei cavalli di tappa in tappa. Ho abbandonato presto questo modo di viaggiare a causa della difficoltà di procurarmi delle cavalcature, averle in tempo opportuno e soprattutto per la scomodità insopportabile derivante dal continuo cambiamento di sella, se così si possono chiamare quelle specie di basti stretti e duri di cui si servono i paesani sardi. Siccome la partenza era fissata per l'indomani, dovevo procurarmi dei cavalli. A questo scopo andai dal sindaco per presentargli l'ordine del viceré, che egli però non voleva riconoscere, ne nacquero delle discussioni, in quanto dovevo assolutamente trovare il modo di recarmi a Nuoro. Discussioni che da parte di questa autorità municipale culminarono in una singolare minaccia che mi ripagava davvero della visita al villaggio. Questo buon sindaco, non volendo riconoscere l'autorità del viceré, gridò: «Ebbene, signore, farò le mie rimostranze e scriverò a Madrid». Pensava di essere ancora alle dipendenze degli spagnoli, che avevano cessato di dominare in Sardegna nel 1720, e cioè ben 103 anni prima. Gli abitanti di Alà, con i loro vestiti malandati e stracciati, con i capelli dove non è mai passato un pettine, guardavano con aria feroce e selvaggia lo straniero che era piombato da loro quel giorno. In più non mi fu possibile trovare in paese neppure un pezzo di pane e dovetti dormire nel suolo umido, quasi a digiuno, perché delle provviste rimaste dalla tappa precedente avevo dovuto fare delle porzioni. Mi mancavano i cavalli, lui cercò dei cavalli e anche una persona, una guida. Gli mancavano comunque due facoltà importanti a questa guida. Per cominciare, non era mai uscito dal suo territorio natio e di conseguenza non conosceva meglio di me la strada che avremmo dovuto fare. Per 10 ore di seguito alla volta di Nuoro, in secondo luogo, non riusciva a camminare e per quanto i nostri corsieri andassero pressoché al passo, ben inteso a forza di colpi, in capo a un quarto d'ora di marcia gli fu impossibile seguirci. Per colmo della sfortuna, il mio domestico aveva ricevuto la sera prima un calcio dal cavallo che gli rendeva il camminare ancora più difficoltoso della mia sedicente guida. Il sole faceva rapidamente la sua corsa, bisognava a qualunque costo arrivare a Nuoro la sera, altrimenti avremmo dovuto passare una seconda notte peggiore della prima, dormire cioè contro una roccia o sotto un albero e, cosa ancora più grave, senza un minimo di cibo. Dovetti adottare l'unica soluzione possibile, sentite qui. Smontai da cavallo, vi feci salire il contadino e, munito di un vigoroso e lungo bastone, spinsi davanti a me, a furia di colpi raddoppiati, i due ronzini che molto probabilmente non avevano mai proceduto più velocemente in vita loro. Fu così che dopo 2 ore di strada, in queste condizioni, il futuro comandante generale militare dell'isola di Sardegna fece il suo ingresso trionfale nella futura città di Nuoro. Ecco, questo è per dire la verve, il carattere di questo grande personaggio che, diciamo, per il mio credo dobbiamo ringraziare, perché se non fosse per lui, per i suoi studi, molte cose di cui siamo a conoscenza oggi non le avremmo mai viste. Sì, non è l'unico che si è occupato della Sardegna, però lui è stato senz'altro uno dei più grandi. Quando vogliamo immortalare un paesaggio, ci armiamo di macchina fotografica e con uno scatto fermiamo l'immagine. Nella seconda metà dell'Ottocento non sempre era possibile e per immortalare l'immagine di un paesaggio era sicuramente più semplice dipingerla su tela. Probabilmente sono questi i motivi che hanno spinto la pittrice Philippine de la Marmora a dipingere vari paesaggi, città e luoghi di tutta la Sardegna.
La collezione infatti si compone di 32 opere dal titolo Memorie di Sardegna, realizzate dalla nipote del generale Alberto della Marmora tra il 1853 ed il 1860. Essendo una pittrice non professionista, queste tempere hanno un valore puramente documentario, ma ci danno anche una visione di come si presentava la Sardegna nella seconda metà dell'Ottocento. Concludiamo il nostro cammino della collezione Piloni con un viaggio alla scoperta dei monili che fanno parte dei corredi degli abiti. Possiamo ammirare ben 82 pezzi di argenteria d'abbigliamento realizzati con corallo, madreperla e vetro colorato. Nell'abbigliamento femminile è sicuramente facile trovare collane e rosari che ornano il collo di colei che le indossa. Tra gli oggetti di argenteria che fanno parte della collezione Piloni possiamo ammirare un bel rosario con grani e croce di madreperla, una catenina in corallo, materiale molto utilizzato nelle produzioni gioielliere della Sardegna, con un medaglione raffigurante la Madonna di Loreto e San Giorgio. Sono presenti inoltre 13 reliquiari, monili utilizzati per il trasporto di reliquie, secondo la credenza in cui nei resti dei martiri è presente un'energia che produce miracoli. Il costume sardo, sia quello maschile che quello femminile, è sempre arricchito da preziosi ricami e rifiniture. Di norma, nell'abito si accompagnano dei gioielli che ben si adattano in un sapiente accostamento dei colori. Purtroppo la collezione Piloni non propone costumi a tessuti, ma offre una grande panoramica di quelli che sono i monili ornamentali. Possiamo ammirare una serie di oggetti in uso sia nell'abbigliamento maschile che in quello femminile, tra cui un portaforbici e varie ganciere utilizzate come ferma fazzoletto. Molto importante anche gli 8 esempi di spulicadentes, piccoli monili composti da una parte con una punta, lo stuzzicadenti, e dall'altra con una palettina, da utilizzare per la pulizia delle orecchie. Questo oggetto ha una pratica sia religiosa che pagana come amuleto. L'idea alla base della pratica religiosa è che per entrare in contatto col sacro si debba essere puri, quindi per parlare con Dio e ascoltare la sua voce si devono avere denti e orecchie puliti, mentre la funzione di amuleto è giustificata dalla presenza in alcuni esempi di un fischietto, il cui suono doveva avere lo scopo di mettere in fuga gli esseri fantastici e crudeli che vivevano nelle grotte, come le Janas. Di sicuro interesse sono anche i gioielli che adornano il costume femminile. Tra questi, la collezione Piloni offre alcuni esemplari di bottoni da polso e da corsetto e alcuni amuleti, tra cui uno utilizzato nelle culle dei neonati.